Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo estratto dalle lezioni che tengo ai corsi di Veneto Formazione. Allora, prima lezione tra l'altro con il mio nuovo trono, che chi mi segue su Instagram ha visto quando i bestemmioni che ho tirato per montarlo. Ok, devo dire che mi ci devo un po' abituare a sta cosa, non è così immediata la questione. Comunque vabbè dai, insomma vediamo, la mia cervicale mi dirà nei prossimi giorni se è valsa la spesa di prendere il trono. Allora, andiamo al punto. Vi ricordo come sempre che se volete approfondire gli argomenti di questo video vi potete iscrivere ai nostri corsi a Veneto Formazione, i corsi che teniamo nelle sedi fisiche di Treviso e Padova e online per tutto il pianeta. Ok, allora però una cosa, volevo ringraziarvi perché molti si sono già iscritti e mi fa molto piacere il fatto che molti di voi abbiano apprezzato questa iniziativa e abbiano colto l'occasione di poter sfruttare il coupon. Però mi raccomando ragazzi, è molto importante che quando contattate, se non lo fate direttamente attraverso la mail che vi metto in descrizione con tutte le informazioni per richiedere il coupon, voi dichiarate comunque che arrivate dal canale e che volete usufruire del coupon, ok? Perché un paio di ragazzi hanno dimenticato di fare questa cosa e obiettivamente è molto importante per tenere traccia di tutto quello che, cioè per potervi fornire il coupon ovviamente, che voi dichiarate che siete arrivati esattamente da qui, ok, e che avete visto la promozione che abbiamo in questo momento, altrimenti per noi diventa difficile potervela fornire. Quindi mi raccomando, ricordate sempre che siete arrivati dal canale e che volete usufruire del coupon, ok? Detto questo, visto che siete arrivati al canale, comunque fate questo sforzo e iscrivetevi, che stiamo crescendo, però continuiamo a crescere ovviamente in maniera abbastanza piccina, insomma possiamo fare molto di più, e come sempre il 60% di quelli che seguono i miei video non sono iscritti al canale, quindi ragazzi insomma datemi un bel like, dal momento che comunque potete usufruire dei miei tutorial gratuitamente, mi fareste veramente un grande favore, che così mi incentivate anche a continuare nella produzione di video, che comunque è un lavoro che mi porta via un sacco di tempo, ok? Benissimo, ci vediamo dopo la sigla. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi ho perso un po' di tempo a fare il preambolo iniziale, ma era doveroso ovviamente farlo. Di per sé, oggi parliamo dei div. Allora, abbiamo visto tutta una sequenza di marcatori Tizio, Caio, Sempronio e compagnia bella, ok? Che vanno a coprire tante specifiche, i titoli, i paragrafi, questo, quell'altro, il marcatore A, eccetera, le immagini, ok? Ma alla fine, i layout, come si vanno a strutturare? Cioè, qual è il concetto dei pezzi di sito web? Bene, questi si creano attraverso un marcatore di blocco che si chiama semplicemente div, che può accettare, come sempre, id e classi. Attenzione, marcatore di blocco, quindi vuol dire che gli elementi che andremo a creare di partenza vanno uno sotto l'altro. Dovremo imparare nelle prossime lezioni come fare ad allineare tutti questi elementi e a mettere insieme delle strutture che abbiano un senso visivo e anche grafico, gradevole, insomma, ok? Allora andiamo a crearci il nostro primo div. Allora faremo 2 o 3 div adesso, giusto per capire il meccanismo. Il div che andiamo a iniziare a creare in questo momento gli diamo una classe, lo chiamiamo header, ad esempio. Andiamo a creare il nostro div per la nostra intestazione. Dopodiché andiamo a crearci un div che farà da container e andremo a vedere a cosa serve, perché questo è un div molto importante all'interno delle nostre strutture. E per finire, per fare una cosa molto easy, andremo a creare il div per il footer, ok? Allora, header, container, footer. Se vado nel foglio di stile potrò vedere come richiamare questi. Allora, come sempre scriverò .header, rinominerò la classe dal mio selettore e andrò a dire a questo che deve occupare tutto lo spazio disponibile, quindi andremo a fare una struttura, un parziale di full size, e andiamo ad assegnare anche una altezza provvisoria, ok, un 200 pixel tipo, e oltre a questo andiamo ad assegnare un colore, perché altrimenti non vedremo assolutamente niente di quello che stiamo facendo. Ok, questo è il nostro bel header. Vedete? Abbiamo creato la nostra intestazione. Avendo lavorato anche in modalità fluida, tra virgolette, come potete vedere questo si adatta anche perfettamente alla risoluzione del dispositivo. Molto importante invece è il container, che di solito io mi metto prima, me lo metto tra gli asset
che sono quelli che vado a riutilizzare più spesso all'interno della struttura, perché il container lo richiamerò molto spesso perché svolge un ruolo abbastanza particolare, ovvero quello del contenitore centrato. Abbiamo già visto come si fa a centrare un marcatore di blocco, questa cosa va applicata anche al container. Per la logica delle griglie e anche del riferimento tra le griglie e le bozze grafiche, facciamo XD, e le risoluzioni di vari monitor, un contenitore tecnicamente dovrebbe avere grosso modo una dimensione in larghezza consigliata, quindi non obbligatoria, che va dai 1140 ai 1160 1170, con uno stacco di breakpoint che capiremo meglio quando parleremo di breakpoint nella lezione su responsive, dove andiamo a sganciarci a 1200 grosso modo. Ok, queste sono le dimensioni dichiarate utili alla causa. Il contenitore di norma non dovrebbe avere un'altezza perché si dovrebbe rifare al contenuto, ma noi oggi gliela diamo giustamente solo per poter vedere come si comporta, e questo lo andiamo a cacciare con una posizione margin 0 auto. Ripetiamo questa cosa: in relazione alla larghezza dichiarata, margin auto destra-sinistra permette di andare a distribuire il nostro elemento distribuendo la rimanenza di quello che è lo spazio del monitor a destra e a sinistra, quindi centrando in maniera assoluta, ok, in un certo senso, il nostro container, che al momento non si vede una mazza perché giustamente non gli ho dato un colore. Bravo Valdessino, mi raccomando, continuiamo così che andiamo bene. Facciamo semplicemente un grigettino per andare a vedere come si comporta e vedrete che questo qui è esattamente al centro, non si sgancerà mai dal nostro centro, ok? Per finire andiamo a creare il footer. Il principio è esattamente lo stesso che abbiamo fatto per l'header. Richiamo il div.footer e vado a dirgli di essere largo il 100% dello spazio disponibile. Anche a questo diamo un'altezza così tanto per, facciamo 300 pixel, e poi diamo un bel background rapido di 222 per vedere come si comporta. Quindi queste sono le nostre strutture che poi, andate a messe insieme seguendo la logica della grafica, vanno a comporre i nostri layout. Ok? Oltre a questo abbiamo la possibilità di poter andare a gestire i cosiddetti marcatori semantici, ovvero quando è uscito l'HTML5 hanno visto che naturalmente il grosso dei web designer che lavorava con criterio, con una certa logica, andava a utilizzare sempre le stessi nomi di classe, che poi una delle letture più grandi di palle è proprio quella di pensare di volta in volta i nomi per le classi, le stesse classi per situazioni all'interno del sito specifiche. Per esempio la sezione header iniziale non andrei mai a chiamare Ciccio, è l'header e si chiamava header, come il piedi pagina è footer e tutti lo chiamavano footer, ok? E altri elementi all'interno della struttura. Sono nati pertanto dei marcatori di blocco specifici per andare a ricoprire questi ruoli. La differenza sostanziale sta nel fatto che se io utilizzo un div e gli do un nome, è semplicemente un nome che io vado a dare al div. Potrei chiamare il div header footer, ok? E metterlo in quella posizione lì. Alla fine sarei coglione, però di per sé, perché a livello logico non ha molto senso, ok, per avere una struttura che abbia un senso, un minimo di senso, però di per sé non cambierebbe assolutamente niente. Mentre i marcatori di questo tipo, quelli tra virgolette possiamo chiamarli nuovi, di nuova generazione, seguono un iter ben preciso, quindi il loro utilizzo va determinato in base alla loro precisa posizione o contenuto all'interno della struttura. A questo proposito vi rimando ad informarvi ovviamente online, perché sarebbe veramente lunga spiegarveli qui, verrebbe fuori un video di 2 ore, spiegarvi esattamente cosa si aspetta Google di trovare all'interno di un marcatore semantico e qual è lo scopo del suo utilizzo all'interno di una struttura web corretta. Usare i marcatori di questo tipo in maniera errata crea semplicemente una penalizzazione, però ne possiamo vedere anche un uso sbagliato nel caso, andando a utilizzare il validatore HTML del V3C, possiamo andare a richiamare e lui, la paginetta che stiamo facendo, lui ci dirà se quella cosa che stiamo facendo ha un senso oppure no. Quindi vi invito ad andarveli comunque a studiare un attimino con calma. Come si chiamano? Li vado a piazzare velocemente per farveli vedere. Sono tutti i marcatori che hanno un'apertura e una chiusura. Allora, nello specifico abbiamo il marcatore che si chiama header, che ovviamente ci si aspetta che lì dentro ci siano delle introduzioni, dei punti introduttivi a quella che è la nostra struttura. Possiamo metterci il logo e non obbligatoriamente possiamo metterci il menu di navigazione, che può stare sia lì come no. Il menu di per sé oltretutto va inserito
all'interno del navigation, ok? Che è questo altro marcatore di blocco. Dentro header non necessariamente, anzi pare alcuni dicono non ci vada proprio, non ci dovete mettere l'headline o leading, come che dir si voglia, cioè l'H1 non va dentro l'header, ok? Va inserito a parte. Oltre a questi due poi abbiamo un marcatore che si chiama section, che ci permette di andare a definire le varie sezioni, cioè fa capire un attimino a Google dove comincia un argomento e dove finisce in quelle pagine tipo la home che vanno a racchiudere diverse sezioni di strutturazione all'interno di quella pagina, un po' di anteprima che ci mostra un po' quello che facciamo, ok? Potrebbero essere i servizi piuttosto che la home page o altre pagine da vivisezionare, ok? Abbiamo poi l'article che si occupa di andare a implementare, questa non ve la spiego, ve la accenno solo così poi ve la andate a vedere con calma perché questa è lunga da spiegare, quegli elementi all'interno della nostra struttura che vanno considerati ricondivisibili, cioè quelle cose che vivono un po' di vita propria a prescindere dal sito. Ad esempio un blog dovrebbe stare dentro un articolo, ok, per capirci, però questo approfonditelo perché vanno usati bene. Il marcatore aside ci permette di andare a creare le sezioni per le colonne laterali, viene adibito normalmente a fare questo, ok? Poi abbiamo un marcatore che si chiama main, che normalmente viene utilizzato per creare la parte principale della struttura, anche se vi dirò che ho visto nei nuovi temi WordPress FSE, ho visto che tutta l'interezza della struttura viene identificata all'interno di un marcatore main, cioè main apro, main chiudo e dentro ci viene messo tutto il sito, ok? Ad esclusione di header e footer. Quindi obiettivamente il suo utilizzo va a essere, diciamo, un po' di peso da come la vedete voi questa tipologia di situazione. Dopodiché abbiamo il footer, ovviamente, che abbiamo visto anche prima, che non è il foo ma è il footer perché ho sbagliato bottone, che si occupa di andare ad avere quegli elementi di piedi pagina dove andiamo ad inserire crediti, cose per le normative, ci vanno cose specifiche per il GDPR all'interno del footer, eccetera eccetera eccetera, i link delle privacy policy e compagnia bella. Quindi ricapitoliamo: header, nav, section, article, aside, main, footer, e poi c'è un altro marcatore che non è in questo caso di blocco, che si chiama figure, che serve a contenere il marcatore IMG, non sempre ma solo nel momento in cui abbiamo IMG, adesso mi darà errore perché non trovo l'immagine, ciao.jpg, solo nel momento in cui abbiamo la necessità di andare a inserire all'interno del suddetto marcatore una didascalia. Per usare una didascalia possiamo usare il marcatore fig caption. Obiettivamente cosa usiamo per fare una didascalia? Un P, un H, uno span? No, esiste il fig caption, solo che il fig caption ovviamente vive didascalia in funzione del figure, quindi tutte le immagini dovrebbero essere inserite, ma molte volte me ne dimentico anch'io, ok? All'interno di un marcatore figure per poter eventualmente gestire un'eventuale didascalia con fig caption e dare un ordine corretto e semantico a tutta la baracca. Ok, mi pare che non ne ho dimenticato nessuno, però di per sé, se così fosse, ovviamente rimedierò in una prossima lezione, ok? Allora, questi sono i marcatori nuova generazione, ripeto, al di là di figure sono tutti marcatori di blocco che seguono la stessa logica dei div. Cosa sono invece i div? I div sono quei marcatori di blocco che ci permettono di costruire i pezzi di layout, quindi attraverso i marcatori tra virgolette che abbiamo visto sotto, da considerarsi nuovi per modo di dire perché esistono dal 2014 ormai, andiamo ad indicare delle porzioni con degli specifici contenuti all'interno della struttura. Poi all'interno andiamo a creare tutti i nostri bei div per andare a definire le varie porzioni di sito web. Dentro ci mettiamo i contenuti di testo e le immagini con tutto quello che abbiamo visto finora e in men che non si dica cominciamo a creare una struttura che poi col foglio di stile andiamo a formattare a nostro uso, consumo e piacere. Una cosa molto importante per il web di nuova generazione da tantissimo tempo è la questione dei grid system e dei display, flex, allineamenti eccetera. Quindi quando io ho creato tutte queste cose, come faccio a allinearle in più modalità? Nel canale ci sono molti video su Flexbox, però noi lo riprenderemo un attimino velocemente fra un paio di lezioni, ma la prossima settimana invece vi voglio parlare proprio del grid system, delle cosiddette 12 colonne che possiamo andare a utilizzare all'interno delle nostre strutture per indentare e andare a dare un
una forma di posizionamento e affiancare, abbassare, gestire tutti i nostri div, i nostri marcatori, per andare a creare delle strutture belle anche visivamente. Che dire ragazzi, anche per oggi è andata, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time guys.